Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Se non vi siete ancora iscritti al canale del Degale Marietto Veneziano sarebbe bello se lo faceste o se venite a trovarci anche nei nostri gruppi Facebook. Mentre vi scaricate concentriamoci sui 3 mazzette e scegliete 1, 2, 3 mentre sto mischiando le carte. Bene, adesso facciamo 3 mazzetti, 1, 2, 3, 4, 5, primo mazzetto, 1, 2, 3, 4, 5, secondo mazzetto, 1, 2, 3, 4, 5, terzo mazzetto. Ecco, abbiamo visto dal titolo, come detto precedentemente, che questo è una stesa interattiva delle nostre sibille chiacchierine per vedere per San Valentino se mi ama. Quindi concentratevi sul mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Magari fermate anche il video, concentratevi, mettetevi in una parte tranquilla della casa, respirate profondamente, concentratevi e scegliete 1, 2, 3. Alla domanda per San Valentino 14 febbraio 2020 se mi ama. Bene, e io adesso inizio dal mazzetto numero 1. Mettiamo un po' più in su gli altri 2 mazzetti e vediamo cosa ci dice questa stesa. Mercante, ladro, gran signore, bambino e disgrazia. Mettiamo a favore di camera, spostiamo bene le altre carte sibille chiacchierine e vediamo mercante, ladro, gran signore, bambino e disgrazia. Allora qui cosa possiamo vedere? Beh, diciamo subito che il tipo o il soggetto o la soggetta, diciamo che in questo giorno di San Valentino, insomma, per il mazzetto numero 1 la stesa è un pochettino in salita, perché vediamo mercante, quindi sì, una persona che fa di calcolo, ma viene come un furbetto, si vende come un protettore ricco generoso, però vedete che le carte che lo precedono parlano chiaro. Ladro è tipo che pensa molto al suo interesse, quindi lui si venderà come un gran signore, cercando col suo candore e la sua semplicità del bambino, ma però alla fine vediamo che c'è disgrazia. Quindi oggi per il giorno di San Valentino, perché ho scelto il mazzetto numero 1 del 14 febbraio 2020, direi che il mazzetto numero 1 è in salita, molto salita, perché apre con mercante e chiude con disgrazia, seguito mercante da ladro, e poi in mezzo c'è un po' di fumo, di fuoco d'artificio, ma nella realtà alla fine conclude con disgrazia. Quindi questo giorno direi che il vostro lui o la vostra lei, insomma, è un attimino da tenere sotto controllo, anche se sembra che sia tutto oro, ma non tutto oro quello che luccica, perché la disgrazia alla fine porta chiarezza. Bene, vediamo il mazzetto numero 2 delle nostre sibille chiacchierine, cosa ci vogliono dire oggi 14 febbraio 2020. Vediamo un po'. Amica, messaggero, gran consolazione, fedeltà e artista. Rivediamo da capo. Amica, messaggero, gran consolazione, fedeltà e artista. Qui invece vediamo grandi cose, perché vediamo che c'è dell'armonia all'inizio, ci sono dei bei messaggi, c'è gran consolazione, quindi questo 14 febbraio è coronato da fedeltà e da creatività, perché l'artista è qualcuno di veramente creativo, qualcuno che vuole farci del bene, perché vediamo che c'è gran consolazione e fedeltà. Quindi direi che la seconda stesa, per chi ha scelto il mazzetto numero 2 delle nostre sibille chiacchierine, vediamo che con gran consolazione e artista e fedeltà, insomma, la giornata si chiude molto positivo, anche se, attenzione, riceverete un messaggio che vi darà soddisfazioni e onori. Quindi penso che la seconda stesa delle nostre sibille chiacchierine del vostro Marietto Veneziano sia molto positiva. Questo lui o questa lei sono veramente persone fedeli, creative, che vi daranno grandi consolazioni oggi. Bene,
Quindi primo mazzetto, insomma, la situazione in salita, secondo mazzetto molto bene, e vediamo il terzo mazzetto. Consolante sorpresa, dispiacere, amore, stanza e deliranti. Ecco, qui invece nel terzo mazzetto, perché scelto il terzo mazzetto, vediamo che avremo delle belle sorprese. Forse noi ci aspettavamo qualcosina di diverso e quindi ci sembra che magari sia qualcosa di squilibrato, però attenzione che viene in soccorso la grande carta dell'amore, che per il 14 febbraio è il top della gamma, si può dire. E poi vedete, prossima novella, quindi sarà seguita sicuramente dalla stanza, qualcosa di sicuro e di, come si suol dire, chiaro. Attenzione che i deliranti in questo caso, visto che è preceduto da amore e stanza, non è che è qualcosa di negativo, ma saremo proprio esaltati, in un certo senso euforici per questa cosa, e quindi non è per niente negativo. Quindi il terzo mazzetto avremo una consolante sorpresa, che però sembra quasi che noi non riusciamo a capire il messaggio, ma attenzione, perché amore e stanza ci porterà un'euforia meritata. Quindi quello che noi riceveremo il 14 febbraio e anche il giorno dopo chiaramente è una consolante sorpresa seguita dalla nostra esaltazione, perché vedremo l'amore in pieno lavoro. Vedete qua, amore parla chiaro, quindi qua stanza, che è un posto sicuro, ci esalterà. Quindi questa carta non è negativa perché è preceduta da due molto potenti, e quindi questo ci fa capire che andrà nella giusta direzione questo 14 febbraio 2020, perché scelto il terzo mazzetto è la strada giusta per essere esaltati nei prossimi giorni. Bene cari amici, facciamo un piccolo riepilogo della situazione e vediamo un po' i nostri mazzetti come sono. Vediamo qua, 3 molto bene, attenzione alle esaltazioni, 2 ottimo e l'1 un po' in salita, quindi dobbiamo tenere sotto controllo la situazione, perché il tipo o la tipa è un po' una furbacchiona, ma noi che seguiamo il canale del Marietto Veneziano siamo sempre in campana. Voi potete seguire sempre nel sito del capitano.intervista le varie possibilità di scaricare gli ebook, e quindi potete magari proteggere, usare attivamente i circuiti che il vostro Marietto mette a disposizione gratuiti. Bene cari amici, se non vi siete ancora iscritti, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale Il Degate e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, ed eventualmente anche attivare la campanella per essere sempre aggiornati alle nuove novità del canale del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!